Cure, visite e farmaci. L'ULSS 2 si sta preparando ad accogliere i profughi dall'Ucraina anche dal punto di vista sanitario. Stamane, in una riunione con il Dipartimento di Prevenzione ed il SISP, si è deciso di aprire un ambulatorio dedicato. Avremmo deciso di creare un ambulatorio all'interno della Madonnina, poi daremo i riferimenti alla Caritas, a chi ovviamente ha bisogno, alla prefettura, eccetera, dove appunto nel momento in cui ci sia un bisogno anche di salute possono portare i bambini o gli adulti per cure, per visite, per vaccinazioni, per fare le vaccinazioni, per le terapie, fornendo anche un piccolo, come dire, armadio farmaceutico in modo tale da gestire, ecco, queste evenienze che potrebbero succedere. Sono persone che fuggono dalla guerra, che hanno dovuto abbandonare tutto e magari non hanno con sé i farmaci. Può esserci qualche diabetico, può essere qualcuno che ha una cardiopatia, per cui cerchiamo in qualche modo, ecco, di agevolare creando questo ambulatorio alla Madonnina che servirà appunto per dare una risposta sanitaria a queste persone. Altra questione è quella del Covid, anche perché, sottolinea l'azienda sanitaria, la percentuale di vaccinati è bassa. Fino al 31 marzo c'è la disponibilità del Covid Hotel di Valdobbiadene per isolare eventuali positivi, ma i posti non sono molti. Di posti dove abbiamo una convenzione con l'Istituto di San Gregorio per le pulizie e per i pasti sono massimo 26. Attendiamo appunto indicazioni anche dalla Protezione Civile regionale per capire un attimino se vanno allargati in base ovviamente all'affluenza che ci sarà. Sarebbe importante, continua il direttore generale, che la gestione di queste eventuali problematiche avvenisse sulla base della località di destinazione. Sarebbe opportuno che se queste persone hanno collegamenti su Padova oppure su altre città, che direttamente poi vadano là, facciano il tampone e poi da là parta l'isolamento in caso di positività.